E siamo con Giovanna Santin, vicepresidente vicario di Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia di Pordenone. Nei giorni scorsi lei ha lanciato la candidatura di Alberto Marchiori, attuale presidente Confcommercio di Pordenone, alla guida della Camera di Commercio. Quali le motivazioni di questa scelta? Ma innanzitutto mi viene da dire che in primis è proprio perché l'architetto Alberto Marchiori è un imprenditore ed è un imprenditore attivo e in questo momento siamo convinti che alla Camera di Commercio ci sia bisogno di un imprenditore che sa cosa vuol dire fare impresa e che sa quali sono le difficoltà di avere un'impresa in questo momento. E poi naturalmente per la sua esperienza, le sue competenze, la sua conoscenza nazionale e internazionale, soprattutto anche per la sua carica a livello europeo, che l'ha visto in questo momento lavorare proprio per l'impresa e per dare all'impresa una risorsa economica e un'opportunità in più per crescere. Ecco, in questo periodo si parla tanto di rinnovamento e voi come Ascom avete pensato di inserire nel prossimo Consiglio Camerale qualche Under 40? Assolutamente sì, noi siamo convinti che i giovani non devono chiedere ma devono esserci in Camera di Commercio, perché abbiamo giovani che hanno competenze, idee e che possono portare linfa nuova in questo momento così importante. Il nostro candidato ha tutte queste capacità e tutte queste competenze. Siamo convinti che sarà un bel apporto e un bel aiuto per la Camera di Commercio. Ecco, è un periodo questo, Vicepresidente, in cui tutto il settore del terziario sta vivendo una profonda crisi. Voi sarete a Roma martedì prossimo, cioè il 18 febbraio, per manifestare tutta quella che è la rabbia delle imprese in questo periodo così difficile. Cosa proponete per uscire da questa difficile situazione? Ma lo slogan è senza imprese non si fa l'Italia. Noi quello che ci aspettiamo non sono più promesse ma fatti concreti. Abbiamo una burocrazia che è asfissiante, che desideriamo sburocratizzare perché non siamo in grado più di poterla affrontare. Chiediamo l'immediato abbassamento delle aliquote IRPEF, che in questo momento sono assolutamente insostenibili, possibilità di avere credito e quindi possibilità di far crescere le nostre aziende, l'occupazione, non di certo di dover sopravvivere come stiamo facendo in questo momento.